giorno 7, settimana 2, buongiorno. Ho dormito bene. Più che altro mi sono ritrovato stamattina con il video che ho caricato ieri sera alle 11, pieno di commenti di persone totalmente sconosciuti. E se qualcuno riesce a darmi una spiegazione sul perché di tutto ciò, mi farebbe un immenso favore. Quindi vediamo come continua la giornata intanto. Biscotti. A partire con un coltello perché non avevo le forbici e perché siamo poveri qua. Però finalmente una colazione vera, una colazione fatta bene. Orbene, mangiato dalle suore, mangiato molto bene, mangiato risotto, ed era buono. Quindi ragazzi del compagnia del risotto dobbiamo rifarlo perché vi hanno palesemente sfidato. Ora, rapidamente, cosa è successo stamattina? Io ieri sera ho caricato un video alle 11:15 circa, e stamattina quando ho ripreso in mano il telefono per guardarlo ho detto dai, ci saranno le solite 2-3 visualizzazioni, al massimo un commento. Bene, apro, 120 visualizzazioni e 20 commenti. Di tutte queste persone effettivamente ne conosco 2 di questi commenti, che erano 2 miei ex compagni di classe. Per il resto non ho la minima idea di chi sia nessuno di essi. Quindi ok, 99 su 100 mi hanno messo un bot con qualcosa. Però vabbè. E ho anche scoperto di avere uno che mi fa le YouTube poop ed è divertente, cioè non me l'aspettavo. E aveva i capelli legati, spero di star bene. Vabbè, a dopo. Dunque, il pomeriggio è passato e adesso si vedrà per la sera. Cena, faremo una pasta semplice e nulla di più. Piuttosto ho creato un indirizzo email nel caso qualcuno Rossi volesse scrivermi. L'email è igirdeljack@gmail.com. Nel caso, ma anche domande, stupidate, qualsiasi cosa, se volete scrivermi in privato, ho quella mail lì. La metterò anche in descrizione. A dopo. E per stasera, doccetta presto, si mangia presto e si esce presto. Bowling o biliardo. Raga, mi spiace, la cena è già passata e non ve l'ho registrata perché è una cena un po'... Era pasta cucinata con amore e condita con la fantasia. Quindi era troppo buona per essere mostrata e avevo paura che dopo mi avresti invidiato e basta. Mi spiace. No, ce la facciamo alla faccia di ingaggiamo qua. Oh, aspetta. Samu, dai il cuoricino. Buono! Giornata finita. Ci si vede domani. Notte.